un'iniziativa che è andata bene, il ricordo di una persona che tanto ci ha dato. Abbiamo voluto ricordare con grande piacere e con grande onore Don Luigi Maniscalco, che è stato prima segretario del vescovo Monsignor Peruzzo, poi di Monsignor Petralia, ma soprattutto è stato per molti anni parroco di Villaseta. È stato un parroco di frontiera, un parroco che diede tutto se stesso per questa popolazione di periferia di Villaseta che si trovò in un momento di sbandamento, soprattutto dopo la frana. E qui Don Luigi Maniscalco, con tanta pazienza, con tanto impegno, con uno spirito di apostolato veramente proficuo, dando tutto se stesso, riuscì a creare un modello di comunità. Se oggi Villaseta è quella che è perché ebbe questo grande sacerdote che addirittura negli anni '80 fondò una Radio Villaseta. Dopo tanti anni, sono più di 30 anni che è morto padre Maniscalco, ancora oggi il ricordo è vivo e noi l'abbiamo voluto ricordare nel contesto dei festeggiamenti in onore della Madonna della Catena, perché lui diede molto a questa comunità e devo dire che le persone hanno seguito con molta attenzione le esposizioni che ho fatto sulla figura di Don Luigi Maniscalco, un sacerdote di frontiera che seppe coniugare evangelizzazione e promozione umana, in quanto fece proprie le ansie, le problematiche, le difficoltà che quella popolazione a quei tempi viveva.